www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Palla Vignali che la controlla, calcia, palla di fuori, di poco a lato, una bella azione di Vignali che battuta corta, Caraffa la mette fuori, palla ancora in mezzo di sinistro, libero il nostro numero 4, palla sopra la traversa, deviata in calcio d'angolo da Lancini che con una manata, ma l'arbitro non la vede, quindi Carobbio, palla centrale per Vignali di testa, la va a mettere al centro, c'è l'intervento della punta avversaria che calcia dritto per dritto verso la porta, ma è molto bravo Salvatore a rimanere in piedi e deviare questa palla come può distinto in calcio d'angolo, ma la gira in direzione di Del Bar che è molto vivo qui sulla fascia destra, se ne va verso la porta del nostro difensore Salvatori, salta anche un uomo e va verso il fondo del campo, ma per fortuna Salvatori in presa bassa riesce con un intervento importante a chiudere questa azione molto bella di Del Bar, che ha fatto quasi una metà campo palla al piede e aveva puntato direttamente alla nostra porta. Matic gira palla sulla destra, Ronchi la porta, lancia lungo per Caraffa che è in posizione regolare, Caraffa controlla sulla sinistra, guarda in mezzo, non vede nessun compagno, cerca di saltare in dribbling, palla dietro per... Mamma mia, Matic che la calcia malamente grazie a un intervento anche di Minelli. Molta confusione in area, palla messa molto bene, tesa, deviazione del nostro difensore che va a colpire la traversa rischiando il più classico degli autogol. Fortuna nostra, la palla è uscita e altro calcio d'angolo per il Ciliverga, che questa volta sarà Carobbio andare a batterlo dalla destra. Carobbio palla corta per Vignali la ferma, la rigioca indietro per Carobbio la mette di sinistro, mamma mia, gol del Ciliverga, ma per fortuna la terna arbitrale ha visto questo fuorigioco. Vignali parte, palla molto tesa, mamma, respinta di Salvatori e palla fermata sulla linea. Ripartiamo con noi con palla sulla sinistra per Caraffa, 3 contro 3, Caraffa la porta nella parte centrale, la mette in mezzo, taglio ottimo di Ronchi di destro, va a calciare con l'esterno destro e il portiere Lancini non ha difficoltà a intercettare questa palla. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Sul fischio Ragnoli calcia direttamente verso la porta, grande gol del numero 10 Galuppini, non era Ragnoli ma il numero 10 Galuppini che ha messo questa palla sopra la barriera e l'ha infilata direttamente all'incrocio dei pali dove Salvatori non ha potuto arrivarci. Ma Vignali sulla linea di fondo, mette la palla al centro, il colpo di testa del numero 9 Chinelli e una smanacciata di Salvatori in calcio d'angolo. Non c'è il solito trenino questa volta davanti alla linea di porta, battuta abbastanza morbida, la mettono fuori i difensori, calcia benissimo da fuori, grande Malvestiti che è andato a calciare questa palla da fuori, chiede anche la deviazione di Lancini ma ha calciato veramente bene di prima intenzione questa palla che usciva dal limite dell'area. Matic cerca di superare 2 avversari, interviene Carobbio su di lui, palla giocata indietro, riparte il Ciliverga. Ottima respinta, palla per Caraffa di destro, grande parata di Lancini, dato da Disaro, mentre se ne va in contropiede del Bra, sorprendendo un po' tutti, se il numero 7, palla in gol, ma no. Vignali ruba palla, vertice dell'area, la gira dall'altra parte, ottima parata questa volta di Salvatori che rimane in piedi fino all'ultimo minuto. Poi Vignali dalla bandierina mette questa palla messa fuori da Ronchi, malamente la prende ancora il numero 18 BTN che la gioca ancora sulla sinistra per Vignali doppio passo, la mette in mezzo, quasi un tiro che va a sferrare l'incrocio dei pali alla sinistra di Salvatori, ma bellissima questa conclusione di Paolo Vignali che è andato a cercare il palo più lungo, ma la palla è sfilata di poco sul fondo. Palla per Meillergué la gira Ronchi la picchia dentro per Meillergué che cerca il passaggio, ottima palla di Patrick che ha messo questa palla tesa sulla quale nessuno dei nostri è riuscito a intervenire, ma era veramente un'occasione importante per poter quantomeno fare un gollettino verso la fine di questa gara. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Si chiude questa trasferta da Ciliverga per la Calcio Lecco con la sconfitta per 2-0, sconfitta maturata nella ripresa con la bellissima punizione del numero 10 locale e la ripartenza
molto efficace del peperino sulla destra che ha fatto sempre molto male in tutta la gara, quindi Ciliverghe che legittima il risultato di 2-0, Ciliverghe che nella prima parte di gara non aveva mostrato questa netta superiorità nei nostri confronti, ma poi nella ripresa le giocate dei vari Carobbio e Minelli sono state veramente all'altezza della situazione e hanno fatto in modo che la squadra di casa mostrasse il valore dei suoi 63 punti in classifica. Lecco che nella prima parte di gara con un bel colpo di testa nei primi minuti era andato vicino al vantaggio, ma la parata del difensore, anzi dell'estremo difensore locale, aveva mantenuto imbattuta la porta del Ciliverghe. Ciliverghe che poi sempre nel primo tempo si vedeva una rete annullata per un presunto fuorigioco del numero 7 su un colpo di testa da calcio d'angolo di Minelli, e poi subito dopo, sempre su calcio d'angolo di Vignali, il nostro portiere tratteneva sulla riga o appena dentro una palla, ma per il direttore di gara non c'era gol. Si chiude così questa trasferta, Lecco sempre più bisognoso di punti, ma era veramente difficile oggi farli in casa di un Ciliverghe che domenica scorsa ha pareggiato con la capolista Monza, quindi era un'impresa abbastanza impossibile, ma Lecco che ha fatto tutto quanto a sua disposizione oggi, ma contro la corazzata Ciliverghe non si poteva fare di più. Per Lecco Channel da Giacomo Ricci è tutto. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.